Elezioni europee amministrative, oggi alle 15 aperte le urne al voto, in Veneto quasi 4 milioni di elettori, 309 comuni al rinnovo, seggi aperti fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 23. 2 ring speciali, domenica e lunedì sera, un'edizione straordinaria non stop dei nostri TG. Antena 3 seguirà in diretta il verdetto delle europee e i nuovi sindaci dei comuni al voto. Hanno lanciato sassi sui binari dei treni e sulle vetrate di un edificio nei guai, 10 ragazzi tutti tra i 13 e i 16 anni bloccati dalla polizia locale di Cittadella. È un passatempo, hanno detto agli agenti. Sangue e siringhe davanti alla chiesa, cresce la paura nel quartiere Altobello di Mestre dopo la denuncia del parroco. La comunità ha avviato una petizione per chiedere più controlli. A 2 anni dal duplice femminicidio che scosse la città di Vicenza si continua a parlare di Lidia Milikovic. Il compagno che oggi è tornato sul luogo dell'omicidio chiede che si faccia di più. Oltre 1000 persone per l'ultimo saluto a Barbara Carron, morta per un tumore a 51 anni. L'Umelì ha letto uno dei messaggi che l'imprenditrice ha lasciato sul valore del tempo e della vita. Ultimo giorno di scuola per gli studenti delle superiori all'Istituto Cerletti, si festeggia con il tradizionale rito. 80 trattori hanno invaso le vie del centro di Conegliano. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Iniziamo con le notizie. Oggi è il primo giorno di voto con l'apertura alle 15 dei seggi che chiuderanno alle 23 per poi riaprire domani a partire dalle 7. Signora, può votare? Prego, signora. Ore 15 si aprono i seggi nel primo giorno di votazioni con il debutto del sabato. 3.700.000 i veneti alle urne per il rinnovo del Parlamento europeo, mentre in 309 comuni della nostra regione cittadini chiamati ad esprimersi anche per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. 24 quelli con oltre 15.000 abitanti dove, ad eccezione dei casi in cui ci sono solo 2 contendenti, se nessun candidato terrà il primo turno la maggioranza assoluta, si andrà al ballottaggio domenica 23 e lunedì 24 giugno. Nella Marca Trevigiana 4 i comuni sopra i 15.000 abitanti, Mogliano, Vittorio Veneto, Paese e Preganziol. In questi ultimi 2, essendoci solamente 2 candidati, non ci sarà rischio ballottaggio, mentre a Mogliano e Vittorio i cittadini potrebbero essere richiamati alle urne tra 15 giorni. Nei centri dove si vota sia per le amministrative che per l'europea, è 2 le schede che verranno consegnate agli elettori, che dovranno esibire tessera elettorale e documento. La prima è la scheda delle elezioni europee di colore marrone, la seconda è la scheda per le elezioni amministrative comunali, appunto di colore blu. Nelle sedi elettorali la giornata era iniziata alle 9 con la costituzione dei seggi, poi sigillati in attesa dell'apertura alle 15. C'è un processo di vidimazione delle schede, di siglatura da parte degli scrutatori, e quindi una volta completate queste operazioni e redatto il verbale per la mattinata di oggi, si chiudono appunto le sedi elettorali. Al momento del voto per le europee sarà possibile esprimere anche la propria preferenza scrivendo il nome di uno o più candidati, ma in quest'ultimo caso attenzione all'alternanza tra uomini e donne. Preferenze anche per le amministrative, ma se nei comuni fino a 5.000 abitanti si potrà scrivere un solo nome, in quelli più grandi le preferenze potranno essere 2, ma anche in questo caso dovranno riferirsi a candidati di sesso diverso. Differente invece il discorso per il voto disgiunto. Il voto disgiunto è possibile solo nelle comunali, anche perché per le europee non avrebbe senso perché il sistema è di tipo proporzionale, quindi non ci sono coalizioni, ci sono singole liste. Dunque sabato urne aperte fino alle 23, domenica dalle 7 alle 23 e poi al via subito lo spoglio. Il primo spoglio sarà quello delle europee alle 23, quando vengono chiusi i seggi. E poi lunedì invece alle 14 ci sarà lo spoglio per le amministrative. Elezioni europee amministrative, dunque Antena 3 è pronta come sempre a raccontarvi in diretta, ora dopo ora, l'esito di questa importante tornata elettorale. Si parte domenica sera alle 21 con uno speciale ring dedicato proprio alle europee, dalle proiezioni di voto allo spoglio nei seggi. Una notte dedicata a risultati e commenti con ospiti in studio il giorno dopo. Lunedì dalle 8 del mattino si riparte con una lunga edizione straordinaria non stop fino a sera, che analizzerà il voto definitivo delle europee prima di iniziare a raccontare lo spoglio delle amministrative. I nostri inviati nelle piazze più importanti per raccontare in diretta chi vince e chi perde e tutti i commenti della politica. A fine giornata al momento di tirare le fila della sfida. Dalle 21 nuovo speciale ring con i verdetti e gli scenari che dalle urne emergeranno sia in Europa che nel territorio.
Noi passiamo alla cronaca e ci spostiamo a Cittadella. Avevano pensato di passare il pomeriggio lanciando sassi sui binari dei treni. Nei guai sono finiti 10 ragazzini. Avevano pensato di festeggiare la fine della scuola lanciando sassi contro i binari del treno e contro i vetri degli uffici delle ex officine meccaniche nell'area San Marco in Borgo Treviso a Cittadella. A fermare il pomeriggio di vandalismi di una banda di adolescenti sono stati gli agenti della polizia locale del distretto PD 1A, che dopo la segnalazione di alcuni residenti sono arrivati sul posto riuscendo a fermare 10 ragazzi, tutti maschi tra i 13 e i 16 anni. I ragazzi sentiti dagli agenti hanno candidamente confessato che stavano giocando, un gioco che poteva avere conseguenze pericolosissime se nel momento del lancio fosse passato un convoglio. Hanno cercato di spiegare loro gli agenti. Al comando in questi giorni sono stati convocati i genitori di ragazzi che per la minore età non risultano imputabili. La banda sarebbe responsabile anche di altri vandalismi come alcuni imbrattamenti. Per questo nella zona la polizia locale ha intensificato i servizi di controllo. Invece adesso ci spostiamo a Mestre perché cresce la paura nel quartiere di Altobello. Circa 4 giovani drogati, insomma, si sono bucati nel retro della chiesa, sugli scalini, pieno di siringhe, sangue dappertutto, spaventando anche e soprattutto coloro che abitano lì nei dintorni, insomma. No? In quartiere Altobello a Mestre non c'è pace e il parroco è esasperato di fronte a questa situazione. Sangue, siringhe, atti vandalici, risse e intimidazioni ai cittadini sempre più spaventati di uscire di casa. Per me è una grande preoccupazione soprattutto per i bambini, prima di tutto, perché passano di lì tutti i bambini che vanno alla scuola materna che nelle vicinanze, gli anziani, la paura di essere derubati, maltrattati, eccetera. Ho evitato, non so, di andare a teatro, di iscrivermi all'università della terza età perché bisognava tornare a casa in orari che per i quali avrei avuto paura, insomma. Vedo una realtà che io non conoscevo. Io ho visto ragazzi dietro a una strada di via Piave alle 6 del pomeriggio, una coppia che si drogava tranquillamente lì davanti a tutti quanti. Ci vorrebbe più controllo sul territorio, indubbiamente controllo sul territorio. Per questo è partita una petizione. La nostra richiesta è di riattivare le forze dell'ordine nei servizi necessari per il quartiere, nei servizi di pubblica sicurezza, di controllo, vigilanza, ma anche di miglioramento dei servizi sociali, di assistenza a queste persone perché non si trovino nella condizione di drogarsi, insomma. Don Roberto è convinto che la pressione dei controlli su via Piave abbia spostato spacciatori e tossicodipendenti anche nel quartiere Altobello. Noi non facciamo tempo a pulirla davanti alla chiesa che è sempre sporco, è gente che viene e butta lattine, eccetera, eccetera. E soprattutto le parti laterali della chiesa che sono un po' nascoste, in modo particolare adesso c'è anche questo cantiere qua che effettivamente ha un po' come dire, facilitato questa cosa perché di solito si vedono dei giovani già ormai maggiorenni che vanno, cercano in mezzo ai vasi, i vasi che ci sono qui laterali, droga sicuramente. Il quartiere è cambiato, racconta uno dei membri dell'associazione Altobello in Cammino che lì vi è cresciuto. Cambiato totalmente, diciamo, gli abitanti, la popolazione di questa zona qua. Con questa cosa noi ci siamo sempre esposti nel discorso di integrare questa gente, però c'è sempre un muro che forse ci vorrà un paio di generazioni come è stato in tutto il mondo. A Vicenza ora perché sono passati 2 anni dal duplice femminicidio che scosse la città. Sono andato a trovare Lidia in via Vigolo dove è stata uccisa, ho portato dei fiori come mi capita molto molto spesso. Lidia la sento molto più vicina in via Vigolo perché non lo so, forse perché sono arrivato 10 minuti dopo che era stata barbaramente uccisa o forse perché mi ricordo ancora il telo sopra di lei in mezzo alla strada e quello è il posto dove io sento di più Lidia.
Esattamente qui, 2 anni fa, Lidia Milikovic, 42 anni, venne barbaramente uccisa a colpi di pistola sparati anche a bruciapelo dall'ex marito, che poi si suicidò lungo la tangenziale. Il compagno Daniele da allora si fece carico dei 2 figli adolescenti di Lidia, chiedendo aiuto anche alle istituzioni, ma già lo scorso anno aveva denunciato la mancanza di una rete di sostegno efficace. Non è cambiato assolutamente niente, ripeto, l'enfasi del momento, dell'accaduto, ma poi è tutto un fai da te. Bisogna informarsi, bisogna capitare magari nell'ufficio giusto con la persona giusta che ti aiuta, ma se no è tutto un non sappiamo, non si sa, vediamo, è tutto così. Eppure i casi di femminicidio non si sono esauriti con l'omicidio di Lidia, anzi, anche recentemente hanno coinvolto persone sempre più giovani. Per questo ulteriori strumenti di prevenzione sono stati introdotti nei tribunali e nelle caserme delle forze dell'ordine. Sicuramente sono cose che servono e devono essere fatte, però devono essere fatte in determinati modi, non con sufficienza come spesso mi capita di vedere o di aver notato anche nella storia di Lidia. Può essere che adesso dopo Lidia, dopo Giulia, dopo tante altre magari è diventata una cosa più sentita, ma bisogna fare di più, bisogna anche lì che ci siano degli uffici preposti, perché se io vado a fare la denuncia che mi hanno rubato una macchina è una cosa, se io vado a fare una denuncia perché qualcuno mi ha violentato, mi ha picchiato, mi vessa, mi fa terrorismo psicologico, ci deve essere un altro tipo di approccio con la vittima. Restano i mazzi di fiori bianchi oggi accanto alla targa che ricorda Lidia, un sassolino a forma di cuore accanto al volto della donna il cui sorriso illuminò le vite di tanti. Lidia era tutto quello che un uomo può desiderare, un uomo, un figlio, perché era veramente una persona speciale, ma non perché non c'è più, perché è realmente così, era una persona speciale. Finisce l'odissea dei bambini adottati ad Haiti da una famiglia vicentina, una veronese, una padovana ed una milanese. I bambini erano bloccati dalla guerra civile ad Haiti. Per ottenere il passaporto mancava il riconoscimento facciale dei piccoli, un atto burocratico impossibile da fare nel paese caraibico. Le famiglie adottive attendevano di abbracciare i loro bambini riconosciuti come cittadini italiani. Oggi la buona notizia è che il governo e la diplomazia italiana sono riusciti a sbloccare la situazione e a portare i bambini Italia con un volo speciale, una buona notizia. Dunque, noi invece ci spostiamo a Udine, la tragedia del Natisone, parla il legale della famiglia di Cristian. La nostra prima preoccupazione in questo momento è una soltanto, che si ritrovi il ragazzo. La famiglia Molnar desidera, mio tramite, ringraziare tutte le autorità che si stanno prodigando per il ritrovamento del giovane, quindi in questo momento l'esigenza, la necessità, il desiderio della famiglia Molnar è che si ritrovi Cristian. Ovviamente più passa il tempo, più le speranze di trovarlo vivo si affievoliscono. Quelli che sono poi gli sviluppi processuali li valuteremo in un secondo momento, perché ovviamente in questo momento pensiamo a Cristian e a ritrovare Cristian. È chiaro che poi venendo qui e parlando con le persone, cercando di rendermi conto di quello che è successo, un'idea personalmente me la sono fatta e io ritengo che probabilmente se i soccorsi fossero partiti in maniera tempestiva i ragazzi oggi sarebbero salvi, e questo lo posso dire sulla base di indicazioni che ho avuto, di verifiche che ho fatto e anche semplicemente confrontando gli orari che hanno pubblicato altri organi di stampa della prima telefonata che ha fatto la povera ragazza deceduta e gli orari in cui poi gli elicotteri si sarebbero messi in volo o quando sono poi giunti i soccorsi qui sul posto. Probabilmente era una tragedia che poteva essere evitata. A San Zenone degli Ezelini nel Trevigiano ora, perché sono state più di 1000 le persone che si sono raggruppate per l'ultimo saluto a Barbara Carron. Ho imparato a vivere il tempo. Quanto mi piace quel concetto del non ho più tempo, che è così diverso dal non ho tempo. È uno dei passaggi del testamento spirituale che Barbara Carron ha lasciato alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che la conoscevano.
E inoltre 1000 non sono mancati all'ultimo saluto ad una delle imprenditrici della Marca, ma dell'intero Nord-Est. Dentro e fuori la chiesa di Careinati, frazione da dove il papà Angelo ha sviluppato l'impresa edile, divenuta oggi uno dei colossi delle costruzioni. E i volti tristi del direttore dell'ULSS trevigiana Francesco Benazzi, ma anche quello di Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto Est, e dell'ex vicepresidente di Confindustria Maria Cristina Piovesana, si mescolavano a quelli di tanti capitani d'azienda che con Barbara e i suoi fratelli continuano a testimoniare la forza e l'intraprendenza economica di questi territori, ma anche l'inconsapevolezza del tempo che passa. Ed è soprattutto a loro che Barbara ha voluto lasciare un messaggio. E poi mi vengono in mente tutte le cazzate per le quali mi preoccupavo e mi sembra un secolo fa e mi fanno sorridere, ma poi anche incazzare perché forse mi rendo conto che ho perso tempo, del tempo prezioso che non tornerà più. Struggente la preghiera che la famiglia ha voluto per Barbara. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i presenti e anche coloro che non possono esserci, ma che pregano e ricordano Barbara, affinché la sua anima viva sempre nei nostri cuori e sia libera di volare verso l'abbraccio infinito e amorevole di Dio e del nostro papà. Che la morte di Barbara non sia fine, ma inizio di una nuova speranza di vita per tutti, soprattutto per la famiglia, i nipoti e la mamma. Poi i 12 nipoti che l'hanno salutata così. Ti volevamo dire che hai lasciato tanto e tutti noi cercheremo di continuare a farlo per te. Ti promettiamo, zia, di scegliere nella vita ciò che ci rende felici, come tu ci hai sempre invitato a fare. Ti promettiamo di continuare i tuoi progetti e i tuoi sogni affinché i tuoi messaggi di tenacia, cura e gratitudine possano essere un dono per tanti. Salutiamoci oggi con la consapevolezza che siamo fortunati. Questo hai sempre voluto trasmettere. Infine l'uscita dalla chiesa con la maglia del Calcio Padova e un commosso Marcello Cestaro con cui Barbara aveva condiviso la promozione in Serie B. Ha segnato l'ultimo atto della cerimonia prima della tumulazione nella tomba di famiglia. Cambiamo argomento, dipendenti in sciopero alla Decathlon di Padova. Magliette rosse anziché le blu di ordinanza, bandiere sventolanti e cartelli hanno incrociato le braccia una ventina di dipendenti del punto vendita Decathlon di Padova nell'ambito dello sciopero nazionale proclamato nei 140 negozi italiani. Stiamo scioperando per la prima volta nella storia di Decathlon in Italia a livello nazionale perché questa azienda dopo 2 anni di trattative per il contratto integrativo non ci vuole riconoscere nemmeno pochi euro di buoni pasto, continuando a fare guadagni su 6.000 lavoratori part-time involontari senza darci un minimo di ristoro, mentre da 30 anni in Italia fa utili di milioni ed è anche sponsor olimpico. 6.000 part-time involontari, mai concesso dall'azienda un contratto integrativo nonostante i 30 anni di permanenza in Italia, sottolinea la Fitcams CGIL. Basta flessibilità estrema, basta part-time involontari. È necessaria una stabilizzazione di questi lavoratori e di queste lavoratrici, è necessario pensare a un contratto integrativo aziendale e a concedere dei buoni pasto. È il primo passo per entrare nel mondo delle vere multinazionali, come molte altre stanno facendo in questo momento storico. Ed oggi è stato l'ultimo giorno di scuola per moltissimi ragazzi del Veneto. Vediamo come hanno festeggiato gli studenti del Cerletti di Conegliano. Niente campanella al Cerletti di Conegliano. A segnare la fine dell'anno scolastico e per i più grandi l'inizio della tanto temuta maturità sono i rombi dei motori e i clacson dei trattori. Si è rinnovato anche quest'anno il tanto atteso rito dell'istituto. 80 i trattori che hanno sfilato per le vie del centro tra felicità, spensieratezza e tanto entusiasmo. Dopo tutti questi anni che ho passato al Cerletti, finalmente ce l'abbiamo fatta. È un onore quasi essere diplomati in questa scuola, soprattutto per anche questa festività che si fa, il rito di fine anno, diciamo. Cosa ti aspetti per il futuro? Di andare avanti con tutti i miei progetti. Quali sono? Continuare l'azienda di famiglia e ingrandirla. Bellissimo, ultimo anno di scuola, lo chiudiamo bene come sempre con una bella inaugurazione. Adesso ci divertiamo, facciamo un po' di casino. Giustamente,
affrontiamo gli esami e speriamo che vada tutto bene. Anche quest'anno siamo riusciti, tantissimi trattori e meglio di così. Questa scuola è proprio uno stile di vita, ti include, ti dà tante possibilità. Partiti dalla scuola e scortati dalla polizia locale affinché tutto il corteo si muovesse in sicurezza, con capofila della carovana la preside dell'istituto. Gli istituti tecnici agrari hanno proprio nelle loro corde questa volontà di portare avanti l'agricoltura e anche in termini di sostenibilità. Bisogna fare molto in questo ambito, so che anche la scuola si sta impegnando in questi termini. E manca poco alla festa di Sant'Antonio. Noi siamo partiti da Oriago e siamo arrivati a Padova, sono circa 30 chilometri e questa è la nostra quinta edizione che facciamo. Diamo a tutti i nostri amici pellegrini che vengono, diamo un piccolo ricordo e questo è anche benedetto dal nostro parroco che questa mattina alle 5:15, Don Cristiano, ci ha dato la benedizione e siamo partiti tutti in compagnia. Ragazzi, sulle mani! Sono partiti all'alba, insieme, carichi di intenzioni e man mano cercando di raccogliere fondi per la Fondazione Insieme per Lorenzo, i pellegrini giunti da Oriago per il quinto anno consecutivo, ma la Basilica del Santo diventa in questi giorni internazionale. Da dove siete? Croazia. Devoti di Sant'Antonio, una preghiera? No, sì. Siamo molto contenti e felici che arriviamo a vedere il Sant'Antonio da vicino, così. Gli ha chiesto una preghiera, ha fatto una preghiera? Anche abbiamo pregato, abbiamo pensato una candelina e così che torneremo a casa felici e contenti. Questo pellegrino arriva dalla Slovenia, ma sono tante le lingue che risuonano, il polacco, il francese, il tedesco e l'ungherese, parlate da pellegrini che si affiancano a quanti arrivano da tutto il Veneto e da tutta Italia. Un santo amato, intercessore presso Dio nella richiesta di grazie, consolatore nei momenti di sofferenza, difensore degli oppressi, uomo di pace. La giornata del 13 giugno sarà seguita come sempre in diretta da Rete Veneta e quest'anno anche da TV12. La TV del Friuli è entrata a far parte della famiglia del network Media Nord-Est. Dall'alba al tramonto, a partire dalle 5:30 fino alle 22:30, giovedì prossimo la nostra emittente porterà la festa del Santo nelle vostre case. Potrete partecipare a tutte le sante messe, alla processione lungo le vie di Padova che vi racconteremo in diretta passo passo. Una festa che si potrà seguire anche online attraverso il sito 13giugno.org. Qui potrete inviare una preghiera che sarà stampata e portata dai frati sulla tomba del santo, accendere una candela o fare una donazione per aiutare i più poveri. Siamo arrivati al termine di questa edizione, grazie dell'attenzione e per essere stati con noi. Vi auguro una buona serata, arrivederci.